Genesi, capitolo 45. Giuseppe si fa conoscere dai frati. Tanto Giuseppe non ce la faceva più a mandare innanzi a tutti quelli che le stavano attorno e a luccare forte. Facete uscire tutta la gente innanzi a me. A così non rimanete più nessuno vicino a essa e essa si faceva conoscere a tutti i frati suoi. Ma si mettette a chiamare così forte che tutto l'egiziano si andettene e che questa cosa era pure in do palazzo del faraone. Giuseppe dice a tutti i frati suoi: io sono Giuseppe, campa ancora, padre mio. I frati suoi invece non tenettero coraggio di rispondere, perché erano rimasti chini schianti innanzi all'occhio suoi. E Giuseppe dice a tutti i frati suoi: accostatevi a me. Quando loro si erano messi tutti attorno a essa, la ricetta: io sono Giuseppe, frate vostro, che voi avete venuto per l'Egitto. Ma mo non vi dolorate, non vi pigliate collera perché mi avete venuto a bascia, perché Dio mi ha mandato qua prima di voi per far campare, che sta carestia sta già 2 anni rinda tutto il paese, e per di 5 anni ancora non si potrà zappare a terra, e non si potrà seminare, e non si potrà fare nessuna raccolta di frutta. Dio mi ha mandato qua prima di voi, per assicurare a voi la vita rinda a quello paese, e per stare a vita a voi, a vita a parecchia gente. Perché questo posso assicurare che non siete stati voi che mi avete mandato qua, ma è stato Dio stesso, e essa mi ha fatto diventare padre per il faraone, e il Signore ingoppa tutta la casa sua, e chi che comanda tutto il paese dell'Egitto. Mo facite impresso, chiede a chiamare il padre mio, e dicitele: dice Giuseppe, figlio tuo, Dio mi ha fatto diventare Signore di tutto l'Egitto, vieni pure tu qua vicino a me, e non ti ricà, ti farà alloggiare in tuo paese Gosen, e sarai vicino a me, tutte figlie tue, e tutte figlie dei figli tuoi, e tutte le pecore tue, e tutte le arminte tue, e tutte quelle che tieni. O vicano, state vedendo con l'occhio vostro, e sto vedendo pure Beniamino, e a bocca mia che vi parla. Contate a padre Maroglia, che hai tempi in dall'Egitto, e tutte quelle che voi avete venuto, facite impressa a portare qua, innanzi a me, o padre mio. Quando finette a parlare loro, si buttò in gola a Beniamino e scoppiai a chiagnere. Pure Beniamino si mettette a chiagnere, a stringere la culla sua. Poi sai, tutte le frate sue e chiagnette per tutto il tempo che la stringeva in le braccia sue. Poi i frati suoi si mettettero a parlare insieme con essa. Questa notizia si era presto spasa per tutto il paese e arrivai pure in casa del faraone, quando le ricettero. Sono venuti qua tutti i frati di Giuseppe. E questa cosa faceva assai piacere al faraone e a tutti i ministri suoi. E il faraone dicette a Giuseppe: dì a tutti i frati tuoi, facite così, mettete mani ancora le vesti e partite subito per chi in tuo paese Canaan. Poi pigliate il padre vostro e tutte le famiglie vostre e portatele qua da me, perché vi darà già parte più meglio il paese dell'Egitto, e vi farà già mangiare e meglio frutti della terra. Quando a te, dicette a Giuseppe, rallora chi stu comanda. Facite così, piate per in tuo paese l'Egitto tutte le carri che servono per tutte le creature vostre e per tutte le femmine vostre. Pigliate lo padre vostro e tornate qua. Non vi affliggite, lasciando in terra vostra, perché darà già voi a parte più meglio che sta a tutto sto paese. E così facette i figli di Israele. Giuseppe retta allora i carri come aveva comandato il faraone, e retta allora tutte quelle che servivano per viaggio. Mettete pure in mare loro una cagnata di panne per ognuno di loro. E a Beniamino rette 300 sigli argento e 5 cagnate e panne. E mandai il padre suo 10 ciucce cariche tutti i frutti più meglio che stavano in dall'Egitto. E 10 ciucce cariche di rana, o pane e tutte quelle mangià che aveva servito per viaggio il padre suo. Poi facette partire i frati suoi, e veramente partivano e dicette a loro: ma raccomando, non vi appiccicate per la via. O ritorna a Canaan e a gioia Giacobbe. E così loro partettero in dall'Egitto e arrivando in tuo paese Canaan, innanzi al padre loro Giacobbe, e subito dicette a essa: Giuseppe è ancora vivo, anzi, essa è chi che comanda tutto il paese dell'Egitto. Ma il cuore rimanette freddo, perché non ci faceva a credere a questa cosa. Quando poi loro le ricettano tutte le parole che Giuseppe aveva detto a loro, e quando avrete tutte quelle carri che Giuseppe aveva mandato là, per portare in dall'Egitto, tanto spirito rubato a loro, Giacobbe si arrapigliaia, e tanto Israele subito ricette: basta, Giuseppe, o figlio mio è vivo, o voglio avere prima di morire.